Buongiorno, buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. Andiamo a Creazzo da Luisa Bertini e Simone Squarcina perché oggi si svolgeranno i funerali di Riccardo Gemo, uno dei 3 ventenni deceduti nella tragedia di Asiago, l'auto che si è schiantata a folle velocità contro una fontana. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo davanti alla chiesa di San Nicola ad Olmo di Creazzo, dove stanno iniziando i primi preparativi per la cerimonia funebre che si svolgerà oggi alle 15, dove è prevista una grande partecipazione di persone proprio per la giovane età del ragazzo, per le numerose attività che svolgeva in termini sportivi e anche per la vicinanza che tutte le persone in questi giorni hanno manifestato nei confronti della famiglia molto conosciuta qui in paese. A partire dalle 13 fino alle 17, infatti il sindaco ha ordinato la chiusura della piazza proprio per permettere il flusso delle persone. Una comunità che si stringe ancora una volta al lutto, lutti che ricordiamo qui a Creazzo quest'anno nel 2025 ce ne sono stati diversi, balzati alle cronache nazionali dalla piccola Lea a Elisa Spadavecchia. Di tutto questo abbiamo parlato con il sindaco di Creazzo, Carmela Maresca. Noi vi facciamo sentire insieme il servizio e poi la linea può tornare allo studio. E sono dolori che un genitore non dovrebbe mai provare. Parla da mamma il sindaco di Creazzo e a nome di una comunità scossa dalla perdita di Riccardo Gemo, il giovane che avrebbe compiuto 20 anni a dicembre, coinvolto nello schianto che domenica notte sulla rotatoria di Asiago ha strappato alla vita 3 giovanissimi. Saranno in tanti a volerlo salutare per l'ultima volta. Prevedo che ci sarà tantissima gente. In più farò chiudere la piazza di San Nicola proprio per dare la possibilità alle numerose persone che arrivano o di parcheggiare o di trovare spazio proprio per arrivare presso la chiesa. Il sindaco ha già predisposto che le bandiere resteranno a mezz'asta, erano ancora in quella posizione per onorare i carabinieri caduti a Casteldazzano. Un segno comunitario, così come è stato anche in occasione delle 2 gravi perdite subite dalla comunità di Creazzo nel corso del 2025, per cui campeggiano ancora i simboli dei lutti che hanno toccato tutta la comunità. Per la piccola Lea, la bimba di 10 anni, travolta da un SUV mentre era con il papà sul marciapiede. Un anno molto ma molto tragico. Abbiamo iniziato prima con la piccola Lea, dove sapete benissimo ho creato un angolino dedicato proprio a Lea. Tante volte mi capita di vedere persone che si fermano vicino a questo piccolo altare e fanno anche il segno della croce, lasciano una preghiera. Per Elisa Spadavecchia, la docente in pensione, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia mentre era in vacanza a Cervia. Un suo ricordo campeggia in un angolo di verde che lei era solita curare volontariamente. Lei si rendeva utile proprio per la comunità. E venerdì pomeriggio a Lusiana Conco, sull'altopiano di Asiago, il funerale di Pietro Pisapia e di Nicola Xausa. Le altre 2 vittime dell'incidente, donati tessuti e cornee e la sindaca che ha proclamato il lutto cittadino. Si svolgeranno venerdì prossimo, 24 ottobre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Conco, i funerali congiunti di Nicola Xausa e Pietro Pisapia, i 2 ventenni morti nell'incidente stradale di Asiago la notte tra sabato e domenica scorsi. Assieme a loro aveva perso la vita anche l'amico Riccardo Gemo di Creazzo, le cui esequie saranno celebrate mercoledì nel comune dove risiedeva. La sindaca di Lusiana Conco, Antonella Corradin, ha proclamato per la giornata lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta. Una perdita enorme per la piccola comunità che giusto poche settimane fa aveva pianto un altro figlio, il piccolo Stefano Angonese, travolto e ucciso da un'auto a soli 13 anni. C'è tanta commozione, c'è tanto affetto nel ricordare Nicola, innamorato della montagna che frequentava l'accademia di sci di Falcade, e Pietro con il suo sorriso contagioso che donava anche nel posto di lavoro, la centrale pizzeria da Maino. 2 ragazzi sempre pronti a dare una mano in paese, anche oggi, sia la pizzeria che il vicino salone
di parrucchiera sono chiusi per lutto. Troppo è il dolore, come ci conferma Martina Girardi, titolare dell'Alimentari di Conco. E lui era Conco, lui era il sorriso di Conco, perché Pietro lo vedevi sempre, era sempre in paese, lo si vedeva in pizzeria, lo si vedeva aiutare per la sagra. Era il paese, era gioia soprattutto, e quindi dispiace tantissimo, sia per lui che ovviamente per Nicola, anche se lo conoscevamo un po' meno perché era via dal paese per gli studi e per lo sport, ma erano entrambi due bravissimi ragazzi, cresciuti a Conco. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e saranno effettuati gli accertamenti tossicologici su Nicola Xausa, che si trovava al volante della Peugeot 207 andata distrutta. Intanto migliorano le condizioni dei due amici che si sono salvati. In realtà Nicola e Pietro non se ne sono però andati del tutto. Le loro cornee, i loro tessuti, le loro valvole cardiache permetteranno ad altre vite di vivere. Un grande estremo atto d'amore, commenta Martina Girardi, che è anche la vicepresidente dell'Aido di Lusiana Conco. È una cosa ancora che fa ancora capire ancora di più quanto belli fossero questi ragazzi. Oggi in regia Francesco Cerone, Andrea Basso, e il coordinamento è di Nicola Zanetti. Vediamo un bilancio terribile di questi ultimi giorni, perché sono complessivamente 5 le vittime degli incidenti stradali. Nicola, Pietro e Riccardo, e poi ancora Enrico e Mohamed. Il Veneto piange altre 5 vittime di incidenti negli ultimi giorni, una strage che non si ferma e che riapre ogni volta una ferita nei familiari di chi ha già subito questo lutto. Sono passati 22 anni da quando suo figlio Andrea, 12 anni appena, venne travolto e ucciso da un'auto a Salvatronda. 22 anni nei quali mamma Paola Conte Bortolotto non ha mai smesso di lottare per la sicurezza stradale. Ogni morto è una sconfitta e il fatto è che si potrebbe fare e non si fa, e quella è anche la mia e la grande rabbia di noi familiari, perché noi ci battiamo proprio perché vorremmo evitare agli altri la sofferenza che noi conosciamo molto bene. Con il gruppo Non correre, accorri, Paola Conte porta avanti iniziative sul territorio per la prevenzione degli incidenti, ma quello che manca, dice, è una strategia nazionale, non a spot, con lezioni nelle scuole, formazione nelle autoscuole, infrastrutture sicure. La problematica è molto complessa, quindi si deve agire con i vari ministeri, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture, Ministero della Scuola. Questo piano che esiste nazionale per la sicurezza stradale non decolla, non si capisce perché. E una 17enne è finita all'ospedale di Schiavonia dopo che la sua gamba è stata schiacciata dalle ruote di un autobus. Sentiamo il racconto della mamma intervistata da Marta Zatta. Nella quotidiana ressa per prendere il pullman per tornare a casa dopo scuola lungo la tratta Este-Agna, la gamba di Giulia, una ragazza di 17 anni, è rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo. Sangue, urla e panico, tutto nel giro di pochi istanti. Ora la studentessa si trova all'ospedale di Schiavonia. È una situazione perché mia figlia ha il tallone a pezzi, lo devono ricostruire e forse fra 15 giorni, ha 6 fratture. Al tendine del pollice che non si sa se devono farle una plastica, ha molto dolore, adesso stanno sperando anche della circolazione del sangue, che la circolazione del sangue sia abbastanza ottimale, perché con lo schiacciamento che la ruota è rimasta ferma lì, le arterie dall'attacco che hanno fatto si erano un po' opacizzate. Una disavventura che si poteva evitare, come ci racconta mamma Erika, ancora sotto shock per quanto successo alla figlia. È da anni che si va avanti a fare richieste di magari un altro autobus o io ho detto anche di mettere delle transenne, perché mi ha chiamato anche il sindaco del mio paese per chiedermi, lei signora, cosa direbbe. Io nella mia ignoranza adesso sono un po' anche agitata, per quello che è successo a mia figlia, non so, delle transenne, fare una piccola corsia dove i ragazzi possano entrare,
e comunque sti ragazzi si ammassano così anche perché hanno paura di perdere l'autobus. Loro dopo tante ore di scuola vogliono solo andare a casa e sanno che c'è un autobus solo che va da Este dritto, tipo al mio paese che è Agna, e quando a volte è pieno l'autista chiude le porte e li lasciano a piedi. Un'ultima ora pubblicata dal Gazzettino, vediamo la prima pagina, un camionista 46enne travolto e ucciso da una pala meccanica nello stabilimento di Acciaierie Venete, è successo a Borgo Valsugana, era in un'area dove non poteva stare, vi daremo altri particolari stasera ovviamente nei telegiornali. E un elettricista ancora, per quanto riguarda gli incidenti, un elettricista 48enne di Marostica, Enrico Scomazzon, che è morto in un incidente stradale avvenuto in Lombardia. Sentiamo Ferdinando Garavello. Un uomo di 48 anni di Marostica è morto in un pauroso incidente stradale avvenuto in Lombardia sulla A21. Lo schianto è accaduto prima dell'alba verso le 5:30 ed è costato la vita a Enrico Scomazzon, elettricista marosticense che era al volante del suo furgone. Per causa ancora da stabilire, il mezzo si è scontrato contro il rimorchio di un camion all'altezza di Stradella nel Pavese. Il Renault sul quale viaggiava Scomazzon sarebbe stato tamponato da un mezzo pesante che lo avrebbe mandato a sbattere con enorme violenza contro un corriere espresso che era probabilmente fermo in una piazzola di sosta. L'urto non ha lasciato scampo al 48enne e ai sanitari del SUEM non è rimasto che constatarne il decesso, mentre i conducenti dei camion coinvolti sono stati portati in ospedale. Scomazzon abitava nella zona di Castocchero, fra Marostica e Marchesane, dove ha sede anche la sua ditta. La notizia della sua morte ha destato grande cordoglio in tutta la zona dove era molto conosciuto. Passiamo dagli incidenti ai vandali, in particolare i bimbi vandali scatenati sul territorio. A Montebelluna hanno tirato dei sassi facendo danni in stazione. Edi Kaliman in diretta. Tedi. Direttore, buongiorno. Con Tommaso Migot da Montebelluna parliamo di un episodio che ha coinvolto 7 ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Parliamo di una sera del 27 settembre. Questi ragazzi erano in attesa del treno che da Padova, sulla linea Padova-Feltre, e avrebbero raccolto alcuni sassi dalla massicciata ferroviaria che era appunto vicino al binario per dei lavori in corso e hanno colpito i monitor delle partenze e degli arrivi, danneggiandoli pesantemente. Avrebbero fatto lo stesso con le coperture del sottopassaggio 1 proprio della stazione della ferrovia. I fatti sono stati denunciati dalla società appaltatrice che si è trovata all'indomani appunto il lavoro ancora tutto da ricominciare, con pesanti danni appunto anche per quanto riguarda la struttura della stazione. Sono stati denunciati quindi questi 7 ragazzi, appunto ricordiamo tra i 14 e i 17 anni, grazie a un intenso lavoro dei carabinieri della stazione di Montebelluna. E ci ritroviamo proprio qui in città per un commento con il sindaco Bordin, che si trova a suo malgrado a dover commentare l'ennesimo atto vandalico, questa volta appunto ai danni della stazione. Ci sarebbero però degli aggiornamenti, sindaco, perché i ragazzi avrebbero confessato insomma il loro atto. E allora intanto fatemi dire che purtroppo sono in buona compagnia, perché mi sembra che gli ennesimi atti vandalici siano poi equamente divisi in tutta Italia, segno che bisognerebbe fare una riflessione di carattere nazionale. Sembra che i ragazzi abbiano ammesso le loro colpe, questo non distoglie dal fatto che dovremmo chiederci qual è il ruolo delle famiglie, che è la molecola fondamentale di ogni società civile. E io mi auspico ovviamente che i ragazzi subiscano una pena comunque esemplare, una pena che non deve essere solo una condanna punitiva, ma possa essere anche un modo per loro di riflettere sui loro errori, perché non è normale andare in giro poi a rompere le cose che sono le cose di tutti, il bene comune. Mi auspico magari la possibilità prima o poi che questi ragazzi, parlo dei ragazzi in generale, che non si comportano in maniera corretta nei confronti del prossimo, abbiano la possibilità di espiare le loro colpe, tra virgolette, magari anche imparando qualcosa, prendendosi cura ad esempio degli anziani. La società ha una vita media, scusatemi, sempre più
alta, quindi sono sempre più anziani e quindi sarebbe corretto che imparassero anche a far del bene agli altri. Quindi diciamolo così, una pena che non sia soltanto una pena, ma che sia anche un modo per imparare, visto che certe cose evidentemente in famiglia nessuno gliele insegna. Così dunque il sindaco, grazie sindaco da Montebelluna, direttore, questi sono i fatti. Con Tommaso Migotta, se non hai domande a te la linea. Grazie di Caliman e grazie a Tommaso Migotti, il nostro operatore. Passiamo alla strage di Castel d'Azzano, ad una settimana dalla morte dei 3 carabinieri Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello. I familiari delle vittime chiedono chiarezza sul blitz che ha portato alla morte i loro cari. Quello che voglio dire oggi con forza è che il loro sacrificio non sia reso vano. Faccio appello a tutti affinché episodi simili non debbano più accadere. Il dolore, le lacrime strozzate in gola e le bare avvolte dal tricolore. Ad una settimana dalla tragedia, i familiari di Marco Piffari hanno affidato ad un legale, l'avvocato Davide Adami, i dubbi, le 1000 domande senza risposte. Chiedono chiarezza sul blitz che gli ha strappato per sempre il loro caro. Il legale preferisce non parlare a microfono, ma ci spiega che nei prossimi giorni contatterà anche le famiglie delle altre vittime. Bisogna capire come è stata organizzata la perquisizione e l'irruzione nella casa dei Ramponi e che cosa avevano in mano i militari per preparare il piano d'accesso al casale, ma soprattutto se è stato fatto tutto il possibile per garantire l'incolumità dei carabinieri. Non vogliamo puntare il dito verso nessuno, ha concluso l'avvocato, ma capire che cos'è andato storto. Una tragedia che poteva essere evitata? Quelle Molotov viste qualche giorno prima sul tetto della casa, le continue minacce di Maria Luisa Ramponi rivolte a chiunque volesse entrare o portargli via l'abitazione, l'instabilità emotiva, l'isolamento totale dei fratelli dalla comunità, aspetti che rimarcavano la complessità della situazione. Nell'esplosione sono morti Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello, il più giovane, uccisi sotto le macerie del casolare. I responsabili, i 3 fratelli Ramponi, sono accusati di strage, detenzione di esplosivi e resistenza pubblico ufficiale, ma le famiglie vogliono capire perché tutto questo è capitato. Intanto la donna che ha innescato l'inferno, Maria Luisa Ramponi, la più piccola dei fratelli, è ancora ricoverata in ospedale. Il suo difensore, l'avvocato Alessandro Ballottin, ha chiesto al Policlinico Borgo Trento di poter parlare con la sua assistita appena sarà possibile, ma la strada che potrebbero percorrere i legali degli indagati è quella di una perizia psichiatrica per stabilire se fossero capaci di intendere o volere al momento dei fatti. A parlare l'avvocato di Maria Luisa Ramponi. Si valuteranno anche le possibilità di farla valutare da un punto di vista proprio medico, se sussiste la capacità di intendere di volere. Cioè, prima, da quello che so, insomma, non aveva nessun tipo di problematica che emergesse, insomma, al di là di tutto. Non so a seguito dei tristi eventi se ci saranno delle ulteriori cose da considerare. Ecco. Sembra fra l'altro che Dino ultimamente dormisse in giacigli di fortuna e non più in quel casolare, che avesse più di qualche problema coi suoi stessi fratelli, ma questo forse poco cambia rispetto alla tragedia provocata e rimangono quelle immagini strazianti all'interno della camera ardente, quell'abbraccio dei colleghi e quelle lacrime che non si potranno dimenticare. Servizio di Daniela Sizzia e le parole del padre di Davide Bernardello, il più giovane dei carabinieri rimasti uccisi nella strage di Castel d'Azzano. Ha detto questo lavoro era la sua passione. Davide è morto facendo il suo lavoro, un lavoro che aveva fortemente voluto fare fin da quando era piccolo. Esatto, sì, era il suo sogno da piccolino, l'ha portato avanti con la determinazione che aveva e con orgoglio poi era arrivato dove voleva. E lo faceva sempre con tanta passione e con tanto amore. Ecco. Quando sono venuti ad avvisarla, che cosa ha provato? Difficile da dire. Per me è una notizia che toglie momentaneamente forse anche tutti i sentimenti che una persona può provare. Forse non bene, altrimenti probabilmente uno crolla sul posto, per dire, quindi
si ha talmente l'immediatezza del vuoto che lascia un figlio che non c'è spazio, mi sembra parole un po' assurde, non c'è spazio per altre cose. Come famiglia volete vederci chiaro su quello che è accaduto? Pensate di affidarvi a un legale? La nostra nuora è avvocato penalista, per cui lei ci sta già da subito aiutando, però ancora tutto questo per noi è ancora molto, molto lontano dai nostri pensieri, sapere cosa succederà, se ci sono responsabilità, anche i sentimenti che abbiamo nei confronti delle 3 persone che hanno causato tutto questo sono sentimenti che ancora non abbiamo nessun sentimento, proprio perché ancora è il dolore che è preponderante. Il sindaco l'ha detto più volte, sarà ricordato Davide. Lei è orgoglioso di questo? Senz'altro. Come si è orgogliosi nel piccolo e nel grande dei figli, a maggior ragione si è orgogliosi, ahimè, anche in queste occasioni si è forse più orgogliosi ancora. Difatti sono qua anche per rendere onore e rendere merito a Davide. Vuole farci un ultimo pensiero anche per Valerio e per Marco che erano con lui? Ne parlavamo giusto prima anche con i miei fratelli, che dicevano quando avete idea di dove sono tumulati, fatelo sapere perché vogliamo andare, e noi abbiamo detto guarda, è la nostra stessa intenzione, appena passati questi giorni tumultuosi vorremmo anche noi andare a far visita, se non altro alle loro tombe, perché erano con Davide, erano là con loro. Intervista di Chiara Gaiani. Quando si è di fronte a persone di questo spessore, di questa dignità, non ci si stupisce del fatto che tutti dicevano che questi ragazzi erano persone per bene, che credevano nei valori della famiglia e del loro lavoro, proprio perché avevano genitori come questi. Purtroppo ci tocca tornare agli incidenti stradali. Andiamo in diretta a Fiume Veneto da Federico De Ros della nostra redazione di Pordenone, perché c'è stato un altro incidente, un'auto contro un camion. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati. Purtroppo questa mattina si è verificato un brutto incidente stradale, più precisamente un frontale all'alba intorno alle 6:50 tra l'uscita di Fiume Veneto e lo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Da una primissima ricostruzione, un'auto sulla quale viaggiava marito e moglie di 75 e 71 anni, residenti proprio a Treviso, ha invaso per causa ancora in fase di accertamento la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente e violentemente contro un camion guidato da un uomo di 59 anni residente nella provincia di Udine. Sul posto si è attivata una macchina dei soccorsi importantissima con vigili del fuoco, 2 autoambulanze, automedica e polizia stradale per le competenze del caso. Le operazioni sono andate avanti a lungo, perché i soccorritori, quando sono arrivati proprio qui sul posto, hanno trovato una scena veramente importante che faceva rabbrividire, con detriti sparsi ovunque lungo la carreggiata e i 2 coniugi soprattutto rimasti incastrati all'interno della vettura. E i vigili del fuoco, grazie all'uso di cesoie e di varicatori oleodinamici, hanno estratto moglie e marito di 75 e 71 anni e sono stati presi in carico immediatamente dagli operatori sanitari del 118, stabilizzati sul posto e trasportati d'urgenza all'ospedale di Pordenone. Le condizioni sono molto gravi, perché l'impatto è stato terribilmente violento, hanno riportato diversi traumi e lesioni. Dalle primissime informazioni non sarebbero in pericolo di vita, però le condizioni sono molto serie. Il tratto stradale dalle 6:50 è rimasto chiuso all'incidenza
all'incirca per 2:10, tant'è che è stato riaperto intorno alle 9 perché gli operatori hanno dovuto, oltre a mettere in sicurezza le persone, a portare via effettivamente i veicoli, a pulire le 2 carreggiate che erano invase dai detriti. Inoltre anche il guardrail ha dei segni importanti, è stato sfondato proprio dall'auto e dal camion, un impatto veramente molto violento. Dalle primissime informazioni però non sarebbero in pericolo di vita il 75enne e il 71enne, ricordiamo residenti a Treviso, però le condizioni sono veramente molto di Fiume Veneto è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Rossa. Questo gravissimo incidente, moglie e marito sono di Treviso. Una storia orribile è quella di un uomo che dal 2021 ha costretto la figlia di 5 anni ad avere rapporti sessuali con lui, le ha trasmesso un'infezione, fattore che ha portato alla scoperta dei ripetuti abusi. Quest'uomo di 52 anni è stato condannato a 20 anni, pena inflittagli dal giudice dell'udienza preliminare Paola Vacca per violenza sessuale su una discendente minore di 10 anni e per lesioni gravi, maltrattamenti ed estorsione. Terrificante la situazione familiare. La compagna con cui ha avuto 2 figli veniva picchiata senza pietà, si erano separati ma lui continuava ad abusare della figlia nella cantina dell'abitazione. La sedicenne violentata nello scantinato di un kebab nel Trevigiano. Dopo l'arresto del presunto aggressore, un 27enne pakistano, la procura di Treviso ha indagato anche altri 2 connazionali. Uno di loro però si è reso irreperibile. Tradita dalla fiducia rivolta ad un amico, la sedicenne ha raccontato agli investigatori di non ricordare molto di quella notte trascorsa nello scantinato del ristorante etnico, ma nella sua mente è riaffiorato il ricordo del titolare del kebab sopra di lei. Per questo il 27enne pakistano accusato di violenza sessuale su minore ora si trova agli arresti domiciliari. Formalmente sono stati indagati per questo terribile episodio altre 2 persone, un 29enne accusato di concorso morale in violenza sessuale e un 24enne di favoreggiamento. Il più grande dei 2 è da giorni irreperibile, si sarebbe allontanato e per il momento avrebbe fatto perdere le sue tracce. Continuano intanto le indagini dei carabinieri per ricostruire quei terribili momenti. La sedicenne ha raccontato di aver partecipato ad una manifestazione di auto storiche, poi avrebbe raggiunto il locale ed avrebbe chiesto al 27enne, che conosceva bene, di accompagnarla dalla madre. Dopo qualche ora la giovanissima avrebbe ricontattato l'uomo perché non riusciva ad entrare in casa, così il titolare l'avrebbe portata al locale e l'avrebbe invitata a dormire nello scantinato dove c'era un materasso. Nell'incidente probatorio a cui si è sottoposta la sedicenne lo scorso 8 ottobre, la ragazza avrebbe detto di essere stata stordita con un drink a base di whisky e Coca-Cola ed alcune sigarette di marijuana. Poi il buio, i ricordi diventano vaghi. La mattina seguente, ancora in stato confusionale, avrebbe aspettato il padre fuori dal locale, infuriato per non essere riuscito a mettersi in contatto con lei per ore. Il papà, vedendo però la figlia frastornata, ha allertato il 118. Qui la denuncia e le indagini dei carabinieri. Il materasso è stato immediatamente sequestrato. La scientifica sta effettuando degli accertamenti per verificare eventuali tracce di DNA. Servizio di Daniela Sizia e minacciava, andiamo a Padova, dove minacciava di morte dal carcere 2 palazzi l'ex moglie con un cellulare trafugato illegalmente ed è stato rinviato a giudizio un detenuto di 44 anni. Anche dietro le sbarre avrebbe continuato a perseguitare l'ex moglie. Il 44enne Sergio Ametovic, nato a Modena ma di origine sinti, detenuto al carcere 2 Palazzi di Padova, è accusato di aver minacciato di morte l'ex compagna con ripetute telefonate fatte illegalmente da un cellulare introdotto in carcere. I fatti risalgono al periodo tra il 27 febbraio e il 27 marzo 2024. Dopo le denunce della donna, poco più che quarantenne, il pubblico ministero Sergio Dini ha chiuso l'inchiesta e disposto il rinvio a giudizio per minaccia grave e indebito utilizzo di apparecchi telefonici in carcere. Ametovic, con alle spalle una condanna definitiva a 5 anni e 8 mesi per furti, comparirà in aula il 24 marzo 2026. Insieme a lui sono stati indagati anche altri 3 detenuti del carcere padovano, tutti accusati di aver usato cellulari non autorizzati, sequestrati durante un blitz della polizia penitenziaria. La prima pagina del Corriere delle Alpi con la notizia di un suicidio in psichiatria a Belluno.
la famiglia, vediamo, chiedo scusa, ogni tanto entra la pubblicità, la famiglia dice vogliamo giustizia, cioè sgomento per il gesto estremo della 56enne nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Martino. L'associazione AIDSAM commenta servono più personale e soldi. Passiamo ai furti, ai ladri, agli assalti, in questo caso in una villa di Arcugnano durante la notte del weekend. I vicini sono intervenuti per aiutare i proprietari bloccando uno dei due malviventi. Ladri in azione in 2 abitazioni nel comune di Arcugnano, una zona martoriata dai malviventi per fatti simili che hanno messo in allarme i residenti. Questa volta però ai ladri è andata male. Il racconto del sindaco che ha telefonato subito al proprietario preso di mira. Mi ha raccontato la vicenda che è stata abbastanza impattante, emozionante, perché hanno avuto questo ingresso di queste 2 persone nella loro casa e hanno avuto anche una colluttazione e che ha coinvolto anche altre persone. Però appunto mi diceva che c'è stata una forma di aiuto da parte dei vicini di casa che sono intervenuti e con loro sono riusciti a bloccare almeno uno dei 2 malviventi. Si tratta di un cittadino albanese di 36 anni senza fissa dimora che è stato poi preso in consegna dai carabinieri. L'uomo è stato infine condotto in carcere in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di furti in abitazione, rapina impropria, lesioni personali e in concorso. I criminali infatti non hanno esitato ad impugnare i cacciaviti a mo' di coltelli per intimorire i residenti della zona che sono stati aggrediti anche a calci e a pugni. I cittadini qui sono in stato di allerta continuo. Circa un mesetto fa c'è stato più o meno nella stessa zona un intervento di ladri. Questi sono entrati in casa, sono entrati in una casa di una persona che conosco, però si sono presentati apparentemente a mani nude. Lì invece mi ha raccontato appunto il proprietario che sabato sera questi avevano degli strumenti che certamente avrebbero fatto del male se venivano usati come avrebbero voluto loro, e solamente il fatto che c'è stata la collaborazione dei vicini sono riusciti a bloccare uno dei 2. La speranza del primo cittadino è che le aggravanti dell'assalto all'abitazione siano sufficienti per trattenere in carcere il malvivente e dare così certezza della pena. Che almeno facciano un po' di giorni in prigione, sperando che questo serva a far maturare una sensibilità e una coscienza. A Mestre è stato sospeso un allenatore che vessava gli atleti con parolacce e modi bruschi. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. A te Ilaria con Simone Merlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'ingresso della SPES di Mestre, la società di ginnastica artistica che ha vissuto non poche tensioni, soprattutto negli ultimi periodi. Infatti sono fioccati degli esposti, più di qualcuno tra l'altro, alla Procura federale di Federginnastica. L'ultimo, proprio come anticipavi, ha portato alla sospensione per circa 15 giorni di un noto tecnico societario e anche ex ginnasta. E a denunciarlo sarebbe stato proprio un altro collega che tra l'altro avrebbe arrestato poi anche avrebbe denunciato anche altri colleghi. L'esposto a Federginnastica è arrivato dopo una discussione in palestra nata da una riunione incentrata sulla necessità di operare nel rispetto dello statuto. Tra l'altro in questa discussione questo insegnante con un linguaggio decisamente colorito avrebbe detto che a lui dello statuto non interessava granché. Naturalmente queste non sarebbero state le parole esatte. Inoltre al giovane sono stati contestati dei comportamenti contrari ai doveri di un tecnico federale, proferendo appunto durante gli allenamenti alcune parolacce nei confronti dei bambini che allenava, alcune volte sembrerebbe anche bestemmie, applicando metodi di allenamento bruschi, si legge nel comunicato del patteggiamento, a causa dei quali alcuni bambini sarebbero poi scoppiati successivamente in lacrime, riferendo quanto accaduto ai loro genitori. Più che problemi reali, avrebbe commentato il presidente della società Simone Cecchinato, qui si è trattato di malumori interni, tensioni con un tecnico che non andava d'accordo con nessuno. Naturalmente anche i legali della società si stanno documentando, stanno agendo, stanno intervenendo. Io sono riuscita a parlare col legale della società telefonicamente
mi ha detto che appunto si sta esaminando il caso e che in realtà a loro volta procederanno per calunnia, perché alcune di queste informazioni non sarebbero esattamente come poi è stato riportato. Cercheremo di avere altre dichiarazioni nelle prossime ore, anche nel corso dei nostri telegiornali, per capire l'evolversi di questa vicenda, anche perché ricorderete qualche anno fa quello che si scatenò col famoso caso Farfalle. Dunque bisogna prestare molta attenzione a queste situazioni. Staremo a vedere poi come si evolverà la vicenda. Per il momento da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e Simone Merlo per la parte tecnica. Ancora la cronaca con i furti nelle caserme dei vigili del fuoco, sempre più frequenti, perché in queste caserme ci sono strumenti da taglio, vengono usati per sfondare le porte quando c'è l'incendio, per estrarre le vittime di incidenti stradali. Cosa fanno i ladri? Vanno lì, li rubano e poi con questi strumenti vanno a fare le loro azioni a danno, per esempio di una porta blindata di una gioielleria di Mestre. Vediamo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria di via Poerio a Mestre parlano chiaro. Il divaricatore in mano a uno dei 5 banditi entrati all'interno, in grado di avere ragione anche di una porta blindata, potrebbe essere quello rubato solo 2 ore prima nella caserma dei Vigili del Fuoco di Padova. Un furto da oltre 100.000 euro, quello messo a segno in questo negozio di orologi di lusso di secondo polso, con il titolare che ha raccontato ai nostri microfoni tutta la sua disperazione. Furti in gioiellerie che potrebbero seguire a quelli avvenuti in serie nelle caserme dei pompieri. A febbraio Copparo nel Ferrarese, a settembre Mestre e Montevarchi in provincia di Arezzo. Lo scorso 7 ottobre il distaccamento di Abano Terme, nella notte tra domenica e lunedì la caserma di via San Fidenzio a Padova. Furti ingenti su cui stanno indagando i carabinieri. Questi divaricatori valgono tra i 10 e i 20.000 euro e sono strumenti in grado di salvare le vite. Sono dei divaricatori, delle grandi pinze che servono per tagliare le lamiere, per fare dei varchi e salvare dei feriti, prevalentemente negli incidenti stradali, ma in genere in tutti quei casi in cui o bisogna farsi spazio per entrare o bisogna fare spazio per estrarre un ferito. Adesso i Vigili del Fuoco sono tornati a usare strumentazioni meno efficienti, spiegano i sindacati che lanciano un appello. Sì, noi abbiamo chiesto assolutamente di ripristinare il prima possibile nel distaccamento di Abano e in sede centrale sulla prima e la seconda partenza, che sono i nostri automezzi, queste attrezzature indispensabili per un soccorso efficiente. Nel frattempo resta l'amarezza in chi per mestiere soccorre le persone e adesso sta pensando in alcune caserme di dare il via alle ronde. Purtroppo è una nuova tendenza che ci addolora, in realtà addolora prima i cittadini e quindi sicuramente anche noi. Le truffe agli anziani. Lo scorso 7 ottobre una 70enne a Gordina è stata vittima di un imbroglio da parte di finti carabinieri. Ci sono finti carabinieri, finti idraulici, finti poliziotti, cioè di finti avvocati, e questi finti carabinieri le hanno sottratto oro e gioielli nella sua abitazione. Hanno telefonato ad un'anziana fingendosi carabinieri, una prassi ormai consolidata ed eppure in continua evoluzione nel mondo malavitoso delle truffe. La vittima, una 70enne di Agordo, è rimasta alla cornetta con il fiato sospeso mentre i truffatori le comunicavano che la targa della sua autovettura era stata clonata e posta su un altro veicolo utilizzato per perpetrare furti, in realtà mai accaduti, in diverse gioiellerie del capoluogo. I 3 soggetti di origine napoletana si sono quindi recati in presunte spoglie borghesi a casa della signora, sottraendole sotto il suo consenso denaro contante, oro e gioielli per diverse migliaia di euro, con la scusa di doverne verificare la provenienza ed escludere la complicità dell'anziana con i furti nelle gioiellerie. Pochi minuti dopo la dipartita, l'anziana ha raccontato l'accaduto ad una vicina di casa che, insospettita, ha telefonato immediatamente al 112. L'azione tempestiva dei militari ha permesso, anche grazie alla collaborazione della vittima, di
individuare i malviventi a bordo di un SUV diretto fuori provincia e di recuperarne in toto la refurtiva che il luogotenente Gianluca De Venuto ha potuto riconsegnare alla settantenne, comprensibilmente provata dall'accaduto anche a causa del valore affettivo legato ai gioielli sottratti. Per i tre l'accusa è di truffa aggravata. L'operazione a lieto fine pone nuovamente l'accento sull'importanza dell'informazione come strumento di tutela fondamentale dalla fastidiosa piaga delle truffe agli anziani, ed è in quest'ottica che il Comando Provinciale di Belluno continua la sua campagna di sensibilizzazione tramite la diffusione di opuscoli e incontri con la cittadinanza per evitare che episodi spiacevoli come questo possano ripresentarsi in futuro. Servizio di Stefano Bozzi, i carabinieri continuano a ripetere fino alla nausea che non bisogna fare entrare persone che sia pure in divisa. Non esiste che i carabinieri o gli agenti di polizia si presentino a casa di un'anziana se non per questioni di emergenza, per questioni di sicurezza. Non bisogna cascarci, bisogna mettere giù il telefono quando si ricevono queste telefonate, ma gli anziani, purtroppo tanti anziani, continuano a cadere in questa rete e questi ovviamente vanno avanti. Intanto a Mestre continua l'allarme degrado in centro, i residenti chiedono sicurezza come in Corso del Popolo, dove i condomini di un palazzo hanno deciso di installare cancelli e inferriate anti-intrusione. Una situazione insostenibile da anni, ci siamo mossi da parecchio tempo per riuscire a vivere in questo condominio, perché è diventato anche professionalmente insostenibile. Corso del Popolo, cuore di Mestre, di notte si trasforma sempre più spesso in un dormitorio a cielo aperto, una situazione che esaspera i residenti da anni alle prese con degrado, bivacchi e microcriminalità. Tra loro ci sono anche i condomini del Palazzo Torcello, all'inizio del corso, tra le parallele, via Mestrina e via Pepe, dove ha sede anche la banca Monte dei Paschi di Siena. Stanchi delle continue intrusioni di senza tetto e tossicodipendenti, hanno chiesto al comune di poter chiudere parte dell'area condominiale soggetta a servitù di uso pubblico. L'amministratrice Valentina Dorsi ha ottenuto il via libera. Verranno installati 4 cancelli, di cui 3 con inferriate, per mettere in sicurezza il portico e la rampa d'accesso all'autorimessa. Alla base della richiesta c'è una situazione di degrado peggiorata negli ultimi 5 anni, spaccio, consumo di droga. In questo video si vedono persone che si scaldano la dose di crack, bivacchi notturni e furti, un intervento necessario per proteggere chi vive e lavora in un'area centrale molto frequentata, conferma Dorsi. Anche dal punto di vista umano trovavamo queste persone che dormivano, ma chiaramente che facevano i loro bisogni nelle parti condominiali, che lasciavano sporcizia, molto spesso lasciavano siringhe, lasciavano i residui di droga, veramente una situazione difficile. Anche altri immobili come il dopolavoro ferroviario in piazzale Bainzizza stanno seguendo la stessa strada. Qui, dove tornano a concentrarsi spaccio e degrado, è prevista una recinzione da 30.000 euro. Cresce così in tutta la città la scelta di proteggere gli spazi condominiali con barriere e sistemi anti-intrusione. Sicuramente questa sarà la strada che percorreranno molti condomini, perché l'intenzione è per tutti quella di cercare di chiudersi, di proteggersi e di evitare il bivacco di disadattati, anche soprattutto per la paura della criminalità fondamentalmente. Servizio di Nicola Marcato, vediamo un titolo dal Mattino di Padova, 11 kg di marijuana in casa, arrestato un 58enne per spaccio. A Codevigo un uomo è stato arrestato per la detenzione di droga, oltre alla marijuana i carabinieri hanno trovato 84 grammi di hashish, materiale per il confezionamento degli stupefacenti. È stato rintracciato a Vicenza, nonostante fosse stato espulso dall'Italia, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un pluripregiudicato. Era in Italia nonostante l'espulsione, ad accertarsene gli agenti della questura durante un controllo in corso Santi Felice Fortunato, in cui hanno riscontrato che ad aprile di quest'anno l'uomo pluripregiudicato, originario del Kosovo, su disposizione del prefetto di Padova, era stato espulso 10 anni, trattenuto all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo e infine rimpatriato.
Alla luce dei precedenti a suo carico per reati contro la persona, il patrimonio e la fede pubblica, è stato arrestato per aver violato il divieto di reingresso e il questore di Vicenza sta predisponendo il provvedimento con il quale il soggetto sarà accompagnato alla frontiera aerea. A Treviso un ventenne pluripregiudicato per furti e ricettazioni, trovato in possesso di un coltello e di una bici elettrica rubata, è stato denunciato. Si aggirava con fare sospetto tra i garage delle abitazioni di via Calabria a Treviso nel quartiere di San Liberale. Il ragazzo, un ventenne, era stato notato da una volante della polizia in servizio di pattugliamento insieme a un cittadino straniero di 39 anni. Alla vista degli agenti, i due sono presto scappati a piedi. Ne è nato dunque un inseguimento terminato solo pochi metri più avanti. Dalla perquisizione dei due uomini, il ventenne è stato trovato in possesso di un coltello multiuso, si presume usato per scassinare le serrature dei garage vicino a cui è stato sorpreso, motivo per cui è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere. Sempre lo stesso ventenne, pluripregiudicato per rapine, furti e ricettazione, è stato fermato per aver rubato una bicicletta elettrica. La polizia infatti lo ha visto in via Mantiero, sempre nel quartiere di San Liberale, a bordo del mezzo rubato, furto denunciato alla questura appena 2 giorni prima. La bici è stata riconsegnata al proprietario mentre il ventenne è stato nuovamente denunciato. Intanto a Sant'Antonino un 47enne è stato denunciato perché trovato in possesso di 50 grammi di hashish già divisi in dosi. Servizio di Edi Caliman, un minore intanto è finito nei guai dopo essere fuggito da un controllo dei carabinieri di Schio. I militari lo hanno intercettato e denunciato. Schio, una pattuglia del nucleo operativo dei carabinieri nota un gruppo sospetto di giovanissimi radunati in piazza Falcone e Borsellino. I militari decidono di effettuare un controllo, ma uno dei ragazzini improvvisamente si dà alla fuga a piedi per le vie del centro storico. Un carabiniere lo rincorre, lo raggiunge e lo blocca. Perquisito, il giovane viene trovato in possesso di alcuni involucri con modiche quantità di hashish, oltre a 450 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il minorenne è stato denunciato in stato di libertà e riaffidato ai genitori. Era stato al centro di indagini e controlli da parte della polizia un locale lungo via Vigonovese, siamo a Padova, nel Padovano. Ora il questore ha deciso di sospenderne la licenza. Chiuso per 30 giorni un bar di via Vigonovese a Padova gestito da cittadini cinesi. Questa la decisione del questore Marco Dorisio dopo i diversi episodi di natura penale e di sicurezza pubblica accaduti nell'ultimo periodo. Lo scorso ottobre gli agenti della squadra mobile avevano arrestato un cittadino tunisino che usava il bar come luogo d'incontro per i possibili clienti. Non era neanche la prima volta che succedeva. Nel 2023, infatti, gli investigatori della squadra mobile avevano trovato un altro spacciatore che usava l'esercizio pubblico per i suoi affari. Non solo questo però, perché dopo un controllo all'interno del bar la scorsa primavera era emerso che molti clienti erano pregiudicati. Durante il controllo erano stati trovati anche alcuni grammi di droga. Ora quindi la sospensione della licenza per 30 giorni decisa dal questore. Servizio di Francesco Rattai, sentiamo Marta Marangon ancora sui vandalismi, cestini dell'immondizia danneggiati e bruciati, buchi nei muri della sala Lorenzo Lotto che poi i teppisti hanno cercato di incendiare. Rifiuti e resti di bivacchi abbandonati a terra, è successo a Quinto di Treviso. Succede che ci sono delle piccole bande di giovani, meno giovani, che si divertono a rovinare le cose pubbliche. Per esempio qua grattano l'intonaco, cercano di dar fuoco all'espanso di coibentazione e arrecano danni continuamente. Vandali ancora in azione a Quinto di Treviso. L'ultimo episodio risale all'ultimo fine settimana, quando i teppisti hanno preso di mira diversi cestini dell'immondizia della zona industriale, distrutti e poi incendiati. Rubano qualche bancale dalle aziende limitrofe e fanno fuoco. Si passano il tempo di notte così, creando ovviamente danni e senza parlare poi del disturbo che recano di notte a chi abita lì vicino. Da anni ormai in questa zona bande di giovani creano problemi danneggiando arredi urbani, organizzando corse clandestine in auto. Poi non si parla delle immondizie che lasciano qui per terra, basta guardarsi attorno, insomma noi siamo quotidianamente qui a ripulire, continuamente a raccogliere le immondizie che
queste bande di ragazzi di notte lasciano. Ma le scorribande notturne non si limitano ad aree defilate del paese. Anche nella centralissima sala Lorenzo Lotto sulla Noalese, a 2 passi dal municipio, i vandali hanno creato non pochi danni, bucando letteralmente i muri e cercando di dare fuoco all'isolante, senza contare i resti dei bivacchi che quasi ogni mattina si vedono qui, come in prossimità della panchina verso la Rosta. Il fenomeno è noto alle forze dell'ordine, ma finora i vandalismi continuano. Essendo eventi che vengono fatti di notte, con i vigili riusciamo a fare ben poco, nel senso che noi copriamo un po' il mattino e il pomeriggio. Di notte ovviamente ci sono le forze dell'ordine che dovrebbero girare, ma mi sa non sono mai così sufficienti per controllare tutto il territorio. E se questi ragazzi prendessero l'esempio da un grande amico di Media Nord-Est, un ragazzo che tutti amavano, che apprezzavano, che è ancora presente, c'è ancora, come potrà mai scomparire del tutto Sammy Basso, è ancora tra di noi e domani gli sarà conferito un importante premio, il premio De Santis per la ricerca, per i suoi studi sulla progeria, la malattia da cui era affetto. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato a Tezze sul Brenta. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. È una bella notizia questa, perché Sammy continua a essere più che mai presente nelle vite di tutti e tutte noi. Io mi trovo assieme ad Amerigo Basso, il papà di Sammy, che proprio domani riceverà l'ambizioso premio dedicato appunto alla ricerca, premio De Sanctis per la ricerca. Oltre a Sammy Basso, tra l'altro, ci sono dei nomi importantissimi che stanno lavorando proprio per la ricerca medica e scientifica. Nello specifico a Sammy questo premio alla memoria di Sammy è stato appunto conferito per il lavoro che ha portato avanti negli anni di ricerca scientifica per la cura della progeria, la malattia appunto come hai detto tu poco fa da cui era affetto, ma in realtà per tutta una serie di patologie rare, e quindi davvero il suo lavoro che ha portato avanti, che continuano a portare avanti gli amici, i medici, i ricercatori, gli studiosi, gli scienziati di IPROSAB, per davvero riuscire a combattere e curare tutte le malattie rare. Amerigo Basso, domani lei sarà a Roma alla Sapienza, e insomma un grande, importante riconoscimento, segno del lavoro di suo figlio. Sì, un premio importante, un riconoscimento molto importante, istituito per la prima volta dalla Fondazione De Santis, che premia Sammy per il lavoro fatto come ricercatore, ma soprattutto per portare avanti anche la divulgazione di questa malattia rara. Tra i premiati ci sarà anche la Giovanna Lattanzi, che riceverà un premio alla carriera. Questo è il segno evidente dell'impegno che tante persone hanno messo per trovare una cura a questa malattia genetica rarissima. Un impegno iniziato con Sammy, che però, come appunto ha detto lei poco fa, sta continuando e continua, e come voi avete continuamente, tra l'altro, contatti diretti anche con l'America, con l'equipe di americani che stanno studiando e che avevano studiato assieme a Sammy la cura per la progeria. Sì, noi rimaniamo in contatto, anzi siamo tra i finanziatori di questi progetti, perché ci crediamo fermamente, perché siamo molto vicini a una svolta per curare la progeria, ma soprattutto perché trovando la cura per la progeria riusciremo a trovare la cura per tantissime malattie genetiche rare, e quindi questo è un traguardo importante non solo per noi, ma anche per tutte le persone che potranno beneficiare di queste cure. Con che spirito domani sarete a Roma? Uno spirito di orgoglio e anche di, come si può dire, di entusiasmo, perché vuol dire che quello che è stato fatto fino adesso ha prodotto frutti e ha lasciato un segno nelle persone e in chi ci sta attorno. Lei ha usato il termine entusiasmo ed era quello che ha sempre animato Sammy. Beh certo, Sammy era entusiasta di tutto, ma soprattutto di quello che stava facendo, della sua ricerca. L'entusiasmo lui non mancava mai e l'ha trasmesso anche a noi, lo abbiamo accolto e raccolto e continuiamo a portarlo avanti. Ma mi sbaglio, poi tra qualche ora ormai, domani sarete allora a Roma e poi partirete per l'America? Sì, domani siamo a Roma a ritirare questo premio e venerdì mattina partiamo per Boston per un convegno meeting scientifico,
organizzato dalla Progeria Research Foundation, dove lì troveremo tantissime persone che hanno collaborato con Sammy, che hanno lavorato con Sammy e che esporranno le ultime ricerche fatte e gli ultimi risultati che hanno trovato su questa malattia. Quindi un lavoro, direttore, che continua, il lavoro di Sammy continua davvero in maniera incessante per riuscire a portare avanti sempre di più questa ricerca per la cura delle malattie genetiche rare. Tra l'altro cito soltanto alcuni dei nomi che domani riceveranno questo premio: Maurizio D'Incalci, professore di farmacologia di Humanitas University, poi c'è tutto il laboratorio, il team dell'Università di Bologna, farmacia e biotecnologie, Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Ricerche Farmacologiche, e ancora Maria Lepten, presidente del Consiglio Europeo della Ricerca. Insomma, tutta una serie, Roberto Burioni, un altro medico, professore ordinario di microbiologia e virologia, che bene abbiamo conosciuto anche nel periodo caldo, bollente del Covid. Insomma, nomi importantissimi a cui si affianca il nome altrettanto importante, soprattutto per noi del bassanese, di Sammy Basso. E da Tezze sul Brenta è tutto, direttore, ti ricevo la linea. Grazie molte Vanessa Banzato, Alessandro Costacurta per la parte tecnica, Andrea Benetti per la parte tecnica, e grazie al papà di Sammy Basso, sempre disponibile. Grazie al papà e anche alla mamma di Sammy Basso. Adesso parliamo di politica, di economia e di lavoro. Oggi l'occasione di un incontro tra i due candidati presidenti del centro-sinistra, Giovanni Manildo, e del centro-destra, Alberto Stefani, a un convegno della CISL. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ecco, siamo proprio qui al di fuori del Crown Hotel Plaza di Limena con Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL del Veneto. Il confronto tra i due candidati è finito da qualche minuto. Come Confederazione Sindacale avete presentato un progetto in 10 punti per il Veneto del futuro. Come l'hanno accolto i due candidati, Presidente? Dai loro impegni, dalle loro dichiarazioni l'hanno accolto positivamente, tant'è che a nostra volta noi accogliamo positivamente i loro impegni, che hanno assunto davanti a più di 500 delegati, di iniziare un lavoro, un percorso di collaborazione, di condivisione, un'alleanza per lo sviluppo del Veneto. I nostri 10 punti del manifesto hanno questo fine, di rigenerare nel Veneto un percorso di sviluppo, di crescita, di buon lavoro, di tutele sociali. Questo Veneto è un Veneto che ha bisogno di rigenerare se stesso, e quindi noi pensiamo che l'impegno che loro hanno preso sia un impegno importante, in particolare su un tema che per noi è molto caro, perché crediamo che sia necessario oggi per tenere insieme tutta la società, la coesione e le prospettive di crescita e di sviluppo, che è quello della realizzazione di un Consiglio regionale dell'economia, perché davvero noi pensiamo che oggi si debba lavorare tutti assieme in questa grande alleanza, che somiglia un po' a quello che hanno fatto alcuni grandi paesi europei, dove la collaborazione tripartita è diventata pratica normale per 70 anni di storia, ha generato crescita, sviluppo, ricchezza, distribuzione di ricchezza, tutele, welfare, quindi noi vogliamo fare questo, e i due candidati si sono impegnati a farlo, e quindi li misureremo nei fatti. Quindi l'impegno l'hanno preso davanti a più di 500 persone, non davanti a sottoscritto. Ecco, Giovanni Manildo ha parlato di un assessorato alla partecipazione, mentre Alberto Stefani ha lanciato questo progetto di Marchio Veneto 100%. Come l'avete accolte queste idee? Bene, nel senso che i titoli sono importanti, poi noi siamo abituati come CISL a guardare nel merito e nella concretezza, e quindi li misureremo per le cose reali che verranno fatte e nelle scelte che realizzeranno. Quindi l'assessorato alla partecipazione è significativo, però noi chiediamo anche un osservatorio sulla partecipazione, dove ci sia sempre le parti sociali che codeterminano, coprogettano, coanalizzano, e lo stesso vale per il marchio 100%. Bene il marchio, però poi sottostante, a noi interessa il sottostante, cosa significa, quali saranno le politiche industriali, quali saranno le politiche di sviluppo. Attendiamo di leggere i loro programmi, però da quello che ci hanno anticipato, alcune delle cose che oggi hanno detto si impegneranno a fare le hanno trasferite nei loro programmi, e questo credo che sia un grande messaggio di inclusione e di collaborazione in prospettiva per il Veneto.
Ecco direttore, farei un'ultima domanda, cioè quello dell'astensionismo, uno spettro che aleggia, ne hanno parlato anche i due candidati. Sì, ed è preoccupante, non a caso quando noi parliamo di partecipazione non pensiamo solo alla partecipazione nella gestione delle imprese, ma pensiamo a una partecipazione che ridia dignità ai cittadini, e i cittadini devono sentirsi parte di questo processo decisionale, e il voto è il momento più alto di questo processo decisionale, perché chi non vota non sceglie. Quindi noi ci appelliamo tanto quanto i due candidati alla partecipazione al voto, invitando tutti i veneti ad andare a votare. Ecco, allora io ringrazio Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL del Veneto, e Cristian Rocchi Allende per la collaborazione tecnica, direttore. Da Padova la linea allo studio. Grazie Chiara Gagliani e Cristian Rocchi Allende. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso. State con noi, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, parliamo ovviamente anche nel nostro telegiornale delle prossime regionali del 23 e del 24 novembre. Ci sarà tempo fino a mezzogiorno di questo sabato per presentare le liste sulle candidature. Si è passati dalle scintille ai fuochi d'artificio. Ne parliamo questa mattina con Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo lista Zaia Lega. Grazie Villanova, grazie, bentornato. Grazie direttore, buongiorno. Senta, intanto c'è questa guerra che mi pare senza esclusione di colpi, almeno per ora, vedremo poi in seguito, tra Lega e Fratelli d'Italia per il primato, no? Perché Fratelli d'Italia ha avuto dei risultati molto importanti alle politiche alle europee, ma la Lega con Zaia capolista in tutte le province promette di mantenere, anzi di diventare il primo partito in Veneto. Cosa ne pensa? Credo che per un partito come la Liga Veneta l'obiettivo di arrivare primi in una competizione come le regionali deve essere l'obiettivo, non possiamo avere obiettivi diversi. Le europee e le politiche sono sicuramente elezioni importanti, ma le elezioni regionali per noi sono le elezioni principali, sono quelle più importanti, direi quasi fondamentali. E è giusto che ci sia una sana competizione tra alleati, è giusto che gli amici di Fratelli d'Italia vogliano puntare al primato, ma sicuramente noi siamo qui che vogliamo lottare, combattere per mantenere la guida di questa regione anche dal punto di vista numerico in Consiglio, e sono sicuro che se fosse rimasto il nome di Zaia sul simbolo sicuramente sarebbe stata una partita già chiusa in partenza. Purtroppo qualcuno l'ha voluto togliere, però abbiamo comunque Zaia capolista, abbiamo tutta la sua squadra che corre al fianco di Alberto Stefani, e quindi io voglio pensare che la Lega farà un ottimo risultato e arriverà prima. Dopo, ripeto, un po' di sana competizione fa bene perché spinge tutti a dare il massimo e a fare il meglio. Non c'è dubbio, ci sono polemiche sulle esclusioni eccellenti, no? Villanova, abbiamo sentito l'altra sera in diretta Marzio Favero, davvero con un diavolo per capello per essere stato escluso, dice Favero, per non essere stato allineato con la politica di Salvini, insomma non le ha mandate a dire. Poi oggi ha risposto, sui giornali c'è la polemica anche con Michele Toaldo, presidente del Consiglio Comunale di Montebelluna, che dice adesso fa la vittima, aveva impedito che io diventassi sindaco. Insomma sono quei contrasti, quei mal di pancia che precedono occasioni importanti. E poi devo dire ha stupito parecchio anche l'esclusione di Luciano Sandonà. Luciano Sandonà, presidente della prima commissione, da una vita nella Lega, si pensava che potesse nuovamente ricandidarsi, oltre al fatto di Federico Caneri, insomma invece la volontaria fine del mandato di Giampaolo Bottacin. Che effetto hanno queste vicende poi sul voto a Villanova? Allora, io partirei dicendo con una battuta. Allora, noi della Lega siamo talmente cristallini che ne mettiamo subito in piazza le cose che succedono. Allora, purtroppo a me dispiace perché diversi colleghi con cui ho collaborato benissimo, Marzio, Luciano,
alcuni assessori, Federico Caner, sono tutte persone, amici con cui ho collaborato e mi dispiace veramente che non siano in lista. Noi ovviamente oggi scontiamo il fatto che sia stata eliminata la lista Zaia, che qualcuno abbia voluto impedire di farci correre con la lista Zaia, e quindi considerando il fatto che noi con i nomi che si erano proposti per tutte persone di grande esperienza avremmo potuto fare non 2 ma 3 liste competitive, ci troviamo nella condizione di avere un'unica lista che è la lista della Lega, e quindi purtroppo il direttivo ha dovuto fare delle scelte. Io non voglio entrare nel merito di queste scelte perché non spetta a me. Logico che dispiace che questi amici, questi colleghi siano rimasti fuori, ma io credo che comunque oggi la Lega schieri delle squadre per ogni circoscrizione, delle squadre di altissimo livello, di primo ordine, capitanate da Luca Zaia in tutte le province, e quindi io sono convinto che comunque faremo un ottimo risultato. Ho letto anch'io ovviamente quelle che sono le polemiche di questi giorni e credo che sia umano che ci sia del risentimento, ci sia un po' di malumore, però voglio pensare che nei prossimi giorni tutti quanti tornino ad allinearsi, a lottare per un ideale, per una bandiera che è quella che io ho alle mie spalle, per continuare ad avere la Lega come primo partito in Consiglio regionale e per dare continuità a quella che è stata l'amministrazione di Luca Zaia, passando il testimone ad Alberto Stefani, che dovrà portare avanti questo testimone molto pesante e molto difficile, con una squadra al suo fianco che lotta per portare avanti quelli che sono gli interessi dei veneti. Alberto Villanova, è scoppiato un altro caso che riguarda Gian Antonio Darè della Liga Veneta Repubblica. Contava di potersi candidare con questa lista che fa parte della coalizione di centrodestra, ma è stato escluso per sembra la volontà proprio del segretario, così si è detto, ma non so, queste sono ovviamente ipotesi e congetture, il quale Darè a questo punto si candiderebbe con Forza Italia. Sì, ho letto anch'io l'articolo questa mattina, gira questa voce, diciamo, tra i ben informati di Forza Italia. Insomma, ho parlato con qualche amico di Forza Italia che mi ha detto che è qualcosa che può succedere. Dopo io sinceramente non voglio entrare nel merito di una decisione che spetta a un altro partito. Ho visto che Tosi in questi anni ha sempre cercato, insomma, di raccogliere quei delusi dalla Lega, i fuoriusciti dagli espulsi dalla Lega, e quindi diciamo che questa è una mossa che non mi sorprenderebbe. Dopodiché io non me la sento di parlare male di Tony Darè, perché è stato il mio segretario provinciale per tanti anni. Ha avuto questo battibecco con Salvini, lo ha pagato duramente per questo battibecco, però ecco, diciamo, dal punto di vista umano non posso dire nulla. Logico che se dovesse entrare nella compagine di Forza Italia diventerebbe comunque un competitor sul territorio, un competitor importante, però insomma, come dicevo prima, non abbiamo paura di nessuno e penso che la Lega, con tutte le persone di grande esperienza che ha schierato anche in provincia di Treviso, io credo che comunque farà un ottimo risultato, anche perché è la provincia del presidente Zaia e dove insomma abbiamo tanti uscenti, abbiamo una bella squadra che può fare veramente grandi numeri, quindi che ci sia Tony Darè o meno nella lista di Forza Italia, questo è qualcosa che compete ai nostri alleati. Noi pensiamo a fare la nostra corsa, a farla bene e a fare il miglior risultato. Allora, tanto l'altra sera questa kermesse elettorale a Cervarese in un ristorante organizzata da Leonardo Padrin con 600 invitati del centrodestra, c'erano un po' tutti, tra gli assenti Flavio Tosi, che era però rappresentato da Elisa Venturini, poi mancava anche Roberto Marcato, insomma comunque la compattezza del centrodestra che cerca sempre di dare risalto Padrin. Vediamo però dall'altra parte il candidato del centro-sinistra Giovanni Manindo, che propone più soldi in busta paga ai neoassunti, e cioè un contratto d'ingresso, un'integrazione agli stipendi dei giovani nei primi anni di lavoro. Sentiamo Filippo Fois.
La Regione lo mette come priorità, quindi ci saranno fondi propri, ma abbiamo anche dei fondi delle associazioni di categoria che hanno visto con grande approvazione questa idea. La copertura finanziaria per realizzare il progetto c'è e in caso di vittoria del centro-sinistra alle elezioni regionali, tra i punti focali del programma di governo del Veneto ci sarà l'integrazione delle buste paga dei giovani neoassunti durante il primo biennio lavorativo. 500 euro al mese in più agli apprendisti degli ITS e 600 ai neolaureati magistrali. Giovanni Manildo ha lanciato la prima delle 7 azioni strategiche al centro del programma elettorale del centro-sinistra dal polo universitario di Via Torino a Mestre. Dobbiamo dare dei motivi per cui i ragazzi rimangano e siano felici di costruire un futuro in Veneto, e è fondamentale, in accordo con le associazioni di categoria, abbiamo proposto questa idea della retribuzione di ingresso, quindi un'integrazione alla retribuzione che i ragazzi avranno finito il loro percorso formativo. Manildo l'ha definito una misura sostenibile e potente che permetterà a un neolaureato di passare da una retribuzione media di poco inferiore ai 1.500 a circa 2.000 euro, un incentivo reale a restare e investire in Veneto le proprie competenze. Il Veneto dal 2011 è stato stimato che sono andati via circa 48.000 giovani in modo stabile, che è praticamente come se sia scomparsa la città di Belluno. Oltre al contratto d'ingresso, il centro-sinistra ha in programma un piano casa per giovani e lavoratori con alloggi accessibili e canoni calmierati, agevolazioni anche per il trasporto pubblico e nidi progressivamente gratuiti, come già sperimentato con successo a Vicenza. Viene molto sentito il fatto che i ragazzi se ne vadano, anche dal punto di vista della concorrenza. Qualche imprenditore molto importante mi ha detto: provo una grande avversità al fatto che noi investiamo tantissimo nel capitale umano in ragazzi, poi questi vanno a lavorare dei miei concorrenti, quindi c'è un tema sia sociale che economico alla base di questa misura. Ecco, Alberto Vilanova, sembra che lo scontro sia sul sociale, perché anche Alberto Stefani è partito proprio nel suo discorso di insediamento al Palageus, ha detto: noi sul sociale punteremo tantissimo. Direttore, io commento quello che ho sentito nel servizio per quanto riguarda questa idea di Manildo. Mi ricorda molto quando Renzi partì con il bonus degli 80 euro prima delle elezioni europee, no? Si vede che adesso è aumentato il livello di disperazione del PD e quindi dagli 80 euro siamo passati ai 500 euro di Manildo. Allora, chi conosce la regione, chi conosce il bilancio regionale sa che questo è qualcosa di impossibile senza alzare le tasse. Cioè, se Manildo vuole portare avanti un'idea del genere, è obbligatorio mettere l'addizionale IRPEF, ma come? Probabilmente come fa già l'Emilia-Romagna, regione governata dal PD, quindi inserendo l'addizionale IRPEF dallo scaglione più basso, praticamente dai nullatenenti in su, tassando tutti per poi potersi fare bello con questo tipo di incentivi. Ricordiamo che la regione Veneto già da oggi, da 15 anni, anzi se vogliamo essere precisi, non applica l'addizionale IRPEF, che è una delle poche leve fiscali che in realtà ha la regione. Vuol dire 1.300 milioni di euro che ogni anno rimangono nelle tasche dei veneti, rimangono in busta paga. Perché i veneti, quando vedono il tema dell'addizionale IRPEF sulla propria busta paga, che c'è comunque una componente, quella componente va direttamente a Roma, non passa per la regione. No, la regione non ha mai messo da 15 anni quell'addizionale ed è l'unica regione in Italia. La sinistra, dove governa, tassa e spende, quindi tassa con una mano, prende dalle buste paga e dall'altro fa finta di dare questi incentivi. Allora, secondo me bisogna restare nel tema del reale, di quello che si può fare veramente. Io credo che finché sarà fisicamente possibile, e lo ribadisco, la regione Veneto, anche guidata da Alberto Stefani, non applicherà l'addizionale IRPEF, perché ci sono altri modi per reperire risorse, come ad esempio il tema delle concessioni autostradali, come il tema del federalismo fiscale, visto che c'è stato anche un emendamento in questa direzione per avere una compartecipazione ai tributi regionali, e questa è una legge che è già stata approvata e dovrà essere applicata per andare avanti col PNRR, quindi ce lo chiede l'Europa di farlo e per una volta ci chiede una cosa giusta. Il tema del sociale è prioritario perché se noi guardiamo da qui ai prossimi 10-15 anni ci sarà un progressivo invecchiamento della popolazione, l'aspettativa di vita si sta alzando.
ci sono anche tanti anziani che hanno molte patologie, sono malati cronici e hanno bisogno di assistenza, e quindi la Regione deve continuare ad avere un'attenzione particolare per chi ha dei problemi, per chi ha disabilità, per gli anziani, per le fasce più fragili, perché questo fa capire che la nostra è una Regione che ha comunque molta attenzione a quello che è un tema sensibile anche per il nostro futuro, senza dimenticarci poi che dobbiamo pensare ai giovani, ma per pensare ai giovani bisogna dargli lavoro, dare la possibilità che le imprese lavorino, meno burocrazia alle imprese, più produttività, e in quel modo i giovani resteranno nella nostra regione. Villanova, un'ultima cosa, i candidati presidenti sono diventati 6 perché si è aggiunto Marco Rizzo, un uomo di sinistra pentito, è passato al sovranismo e si è aggregato a Fabrizio Boron con Forza Italia, la sua lista si chiama Democrazia Sovrana e Popolare, poi c'è Riccardo Sciunski con la lista Resistere. Che chance hanno queste liste minori che però vedono una certa partecipazione di scontenti, di arrabbiati, di delusi? Ma io credo che quando c'è partecipazione, quando ci sono movimenti che attirano l'attenzione dei cittadini, io credo che sia giusto e sia il sale della democrazia, quindi ben venga se ci sono altri candidati presidente, ben venga se i veneti avranno la possibilità di scegliere. Io credo che il fatto che ci siano più candidati sia un bene. Non so quale può essere il risultato, io credo che adesso l'unica cosa da fare sia concentrarsi sulla propria corsa, come dicevo prima. La Lega e la Liga Veneta dovrà correre per mantenere la guida della regione anche in Consiglio regionale, avendo il gruppo più numeroso, e questo penso sia l'obiettivo che abbiamo tutti noi in testa, senza denigrare gli avversari come vediamo fare ad esempio dal Movimento 5 Stelle o da altri, rispettando tutti i concorrenti, perché questo è quello che ci ha insegnato il Presidente Zaia, ma soprattutto concentrandoci su quello che è il nostro obiettivo, portare avanti gli interessi del Veneto e dei veneti. Questo è il nostro obiettivo e lo sarà sempre. Grazie molto Alberto Villanova, grazie, arrivederci Villanova, buon lavoro, grazie. Grazie direttore, buona giornata. A presto. E intanto andiamo in pubblicità, ma state con noi perché abbiamo ancora altro da dire e da dirvi. Ed è scoppiato il caso a Treviso, a Casugana, dopo che sulle pagine social del comune è apparso un post del candidato di Forza Italia alle regionali Fabio Chies, che è anche sindaco di Conegliano. L'ira di Mario Conte, le stoccate dell'opposizione, l'errore è stato fatto dall'agenzia di comunicazione che segue sia il comune di Treviso che il sindaco Chies. Prima un senso di disorientamento, poi un crescente malumore misto imbarazzo. C'è chi ha strabuzzato gli occhi, chi si è arrabbiato eppure parecchio e chi è dovuto correre ai ripari. È diventato un caso il post del candidato di Forza Italia alle regionali Fabio Chies, finito nei canali social ufficiali e quindi istituzionali del comune di Treviso. Sono circa le 9 del mattino quando sulla pagina Facebook di Casugana, seguita da circa 24.000 persone, appare il post dell'Azzurro con cui si preannuncia la sua presenza a Ring, la trasmissione di prima serata di Antenna 3, un promemoria come tanti in campagna elettorale che però finisce nella pagina sbagliata e che evidentemente non passa inosservato anche perché rimane pubblicato per più minuti. Come mai un annuncio di natura politica, peraltro del sindaco di Conegliano, finisce sui canali del comune di Treviso? Questa è la domanda rilanciata anche dal consigliere comunale Domenico Lo Sappio, con l'arcano che viene presto svelato. L'agenzia esterna che si occupa della comunicazione è la stessa. Qualche collaboratore ha erroneamente scambiato i codici di accesso alle pagine. La ricostruzione di fatto viene confermata nel primo pomeriggio con una nota dell'amministrazione comunale che dice anche di scusarsi per l'inconveniente. Radio Palazzo racconta di un sindaco Mario Conte letteralmente furibondo. Non dovrebbe saltare nessuna testa, ma la lavata di capo, racconta chi c'era, è stata colossale. Alla fine è prevalsa la consapevolezza che è stato l'errore materiale di un lavoratore
lavoratore su cui non si vuole infierire. Infierisce invece su Mario Conte l'opposizione. Devo dire che è stato, quando mi hanno avvertito, una cosa abbastanza singolare e anche divertente. Probabilmente è un errore, ma insomma credo che non abbia fatto molto piacere al nostro sindaco di Treviso, che si è visto, come dire, occupato il posto da un sindaco di un comune limitrofi, ma noi siamo il capoluogo di provincia. E da Conegliano Sornione si fa sentire il vero quanto inconsapevole protagonista della giornata Chies, candidato di punta dei forzisti nella Marca, che proprio nei giorni scorsi ha lanciato la sua candidatura al teatro di Naorsi di Parè. Ho scoperto oggi con mio grande stupore di essere finito nel sito ufficiale del comune di Treviso e la cosa mi ha fatto sorridere. Insomma, siamo in campagna elettorale, non so chi gestisca il sito del comune, insomma la prendiamo per quella che è, chi lavora può anche sbagliare, per cui la chiudiamo così con un sorriso. Caso chiuso, staremo a vedere. Nel frattempo il Partito Democratico rilancia. Allora, per la par condicio, anche noi candidati al Consiglio regionale del Veneto chiederemo una presenza nel sito del comune di Conegliano affinché ci possa fare la pubblicità. Record di ascolti per la lunga intervista che abbiamo fatto con l'avvocato Maurizio Paniz, che ha salvato Elvo Zornita dall'accusa di essere una bomber. Ha detto: su questa inchiesta ormai è stata messa una pietra tombale. Il fatto fondamentale è molto semplice. Dopo 30 anni circa di indagini dei primi episodi che risalgono alla metà degli anni 90, una bomber o gli una bomber sono senza nome e resteranno senza nome. Gli atti sono tornati alla procura. Gli 11 indagati nell'ultima inchiesta su una bomber dovranno aspettare ancora per uscire definitivamente, ma ora anche la superperizia ha confermato che nessuno di loro è il dinamitardo che terrorizzò il nord-est dal 94 al 2006. Una bomber resterà ancora senza un nome ed un volto. È l'amaro commento in diretta a Focus dell'avvocato Maurizio Paniz, che in questi anni ha difeso l'ingegner Elvo Zornita, per anni sospettato di essere l'autore degli attentati. L'ingegner Zornita ha pagato un prezzo altissimo perché gli hanno rovinato la vita. Giustamente nelle ultime interviste ha detto: dimenticatemi, non voglio più sentir parlare di questa cosa, lasciatemi da parte, lasciatemi vivere la mia vecchiaia con serenità. Ma purtroppo lui vive una volta sola, come tutti noi, certo. E quando uno si è visto rovinato la vita per oltre 20 anni, lasciamo stare gli aspetti economici, le tensioni e tutto quello, ma la vita è rovinata. Parole durissime quelle dell'avvocato Paniz nei confronti del poliziotto Ezio Zernar, condannato in via definitiva a 2 anni per falso ideologico e frode processuale, dopo aver manomesso un lamierino per incastrare Zornita. Deve solo ringraziare che in questo paese un ispettore di polizia che si macchia di quel reato, che si macchia di quei fatti che rovina la vita a una persona, sia stato mantenuto in servizio, pagato da tutti i cittadini italiani che lui ha tradito con il suo comportamento. Sono cose, dal mio punto di vista, aberranti. Servizio di Marta Marangon, festa a San Michele al Tagliamento per le 109 candeline di Pierina Tonello, classe 1916, residente nel piccolo borgo di San Mauretto, dove vive amorevolmente accudita in casa dalla figlia Anna Rosa. Pierina, una delle supercentenarie d'Italia, è stata festeggiata dai familiari, dal sindaco Flavio Marutto, dal presidente del Consiglio Comunale Sergio Bornancin, da Don Giulio e Don Giuseppe e dall'intera comunità. Auguri anche da parte nostra. Gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:15, Rocco Bordin, Leopoldo Bottero, Rosanna Conte, Maria Laura Faccini, Paolo Galeano, Annalisa Nalin e Giuseppe Pan. È tutto, grazie molte, grazie a Francesco Cerone e Andrea Basso in regia, il coordinamento di Nicola Zanetti. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.